Buonasera e bentornati a Secondo Noi, lo spazio di approfondimento dell'attività del gruppo del PD in Consiglio regionale. Questa sera affrontiamo un tema sociale, un tema che può essere anche considerato spinoso ma che ha diverse sfaccettature. Il tema è quello dell'immigrazione, lo facciamo con la consigliera regionale del Partito Democratico Silvana Cremaschi. Buonasera consigliera. Buonasera a tutti. Ecco, dicevamo, l'integrazione appunto rappresenta un tema nel quale la Regione è intervenuta anche legiferando per normare appunto delle situazioni che a volte sono delicate, a volte sono sotto l'occhio dell'opinione pubblica, forse in maniera sbagliata, ma questo appunto ce lo dirà lei. Parliamo delle questioni dell'immigrazione appunto che hanno sfaccettature diverse e quindi che vanno affrontate in maniera differente. Allora la prima domanda è che vogliamo capire qual è il percorso che la Regione ha seguito per normare appunto e per gestire questo fenomeno. Sì, allora la Regione si è interessata alla nuova gestione della Regione, la nostra gestione dal 2013, si è interessata da subito del tema dell'immigrazione, anche perché ci siamo ritrovati con una giunta precedente che una bella notte ha abolito d'emblée tutta la legislazione regionale precedente sul tema dell'immigrazione. E questa eliminazione della legge che ci siamo trovati era un po' mettere la testa sotto la sabbia, perché è ovvio che se i temi ci sono, se gli argomenti ci sono, la Regione deve farsene carico. E di fatto se ne faceva carico, perché c'erano tutte le regole relative alla casa, alla salute, eccetera, che ovviamente dovevano tener conto anche degli immigrati. Però di fronte all'opinione pubblica suonava molto bene come propaganda elettorale dire eliminiamo la legge sull'integrazione degli immigrati. Un po' una bufala, non aveva senso, ma questo è quello che ci siamo trovati a fare. Questo è il passaggio storico. Questo Veniamo a noi. Quindi, giunti a noi, abbiamo iniziato un percorso che è durato un anno con le associazioni, con gli enti locali, con i servizi sociali, sanitari, ma non solo, con il mondo del lavoro, col mondo della casa, per provare a rinquadrare i termini in modo più moderno e più vicino ai bisogni di oggi. E siamo giunti a una conclusione secondo me molto interessante, che è il motivo per cui poi l'Europa ha premiato la nostra legge come una legge innovativa, poi di questo ne parleremo dopo, no? Però era innovativa in questo senso, nel senso che la nostra legge ha distinto due tematiche fondamentalmente. Uno, la presenza di persone provenienti da tutti i paesi del mondo sul nostro territorio, chiamiamoli provenienti da paesi terzi, nel senso che non sono parte della comunità europea. L'altro tema è il tema dei richiedenti asilo, che invece necessita di prese di posizione più chiare. Insomma. Ecco, su questo apriamo solo una parentesi, anche se a livello legislativo la Regione non se ne è occupata, ma se ne è occupata con un dibattito anche in Consiglio regionale. Dibattito nazionale, quindi dibattito anche regionale, l'attenzione finisce nuovamente in questo periodo e nei mesi scorsi sui CIE. La posizione del gruppo del PD qual è stata? La posizione del gruppo del PD è stata compatta e pacatamente risoluta, nel senso che noi riteniamo che i CIE, in quanto tali, siano una lesione dei diritti umani. Cioè una persona deve essere carcerata e privata della libertà personale se ha commesso un reato e per il tempo necessario a espiare e riparare in qualche modo la colpa e il reato che ha compiuto. E questo vale per chiunque, italiano, straniero, di qualunque nazionalità esso sia, di qualunque colore di occhi, di capelli e di pelle esso abbia. Ma nel momento in cui uno ha terminato di scontare la sua pena è un uomo libero. Allora, i CIE intesi come un luogo di restrizione della... Centro di identificazione e espulsione, giusto esatto. Per non parlare per sigle. Di fatto in Italia radunavano, diciamo, nel senso che sul nostro territorio adesso il CIE non c'è più proprio per volontà espressa nostra. Citiamo quello di Gradisca, ad esempio. Esatto, quello di Gradisca è stato chiuso e non è più in regione, la regione si è espressa chiaramente sul non intendere la riapertura di questo, ma i CIE in Italia di fatto costringono in situazioni di detenzione l'1% delle persone che dovrebbero essere rinviate nel paese d'origine, quindi ovviamente è evidente che non hanno senso, o riusciamo a richiuderli tutti, ma non ha molto senso. Quello che serve è che le persone che hanno commesso reati, siano da qualunque stato vengano rimpatriate nel loro paese d'origine, anche se è uno svizzero che commette un reato in Italia, io spero che non lo teniamo qui, felici di averlo, no? Lo rimandiamo nel suo paese. E quindi nel periodo della detenzione per aver compiuto un reato c'è tutto il tempo per costruire un accordo col paese d'origine e al termine della detenzione rinviarlo. Meglio ancora sarebbe che sconti la pena nel suo paese, ma insomma almeno quello. Per cui ridare un anno in più di detenzione gratuita è una cosa senza senso. Quindi un no netto alla riapertura dei CIE.
Viviamo in un periodo in cui legittimamente la gente, i cittadini, ma anche le istituzioni, ma diciamo fondamentalmente i cittadini, hanno paura del terrorismo. In che modo si intreccia il terrorismo con i CIE? C'è confusione forse a chi associa le due cose? Sì, io credo che ci sia una grande confusione molto sostenuta da comunicazioni mediaticamente scorrette, utili forse ad aumentare un po' il senso di inquietudine e ad aumentare i voti per qualcuno, insomma, però fatte in modo strumentale. Il terrorismo esiste, il terrorismo va combattuto e sicuramente non abbiamo nessun desiderio di sostenere la presenza di terroristi nel nostro territorio, ma veramente qualcuno può pensare che chi prepara, fa studiare, allena, allerta una persona perché sia in grado di fare del terrorismo, poi la imbarchi su un barcone con il rischio di morire per strada, anzi per mare, o nella strada del percorso che va dalla Siria all'Afghanistan fino ai nostri confini, non ha senso. I terroristi, se arrivano da lontano, arrivano in aereo col biglietto della business class, e molto spesso, in verità, abbiamo visto con l'ultimo episodio di terrorismo, sono persone nate e cresciute in Italia e in Europa, cioè persone che sono cresciute nella nostra Europa democratica, ma sono cresciute in situazioni di mancata individuazione, integrazione, identificazione con il popolo con cui vivevano, tanto da costruirsi un po' il mito di un popolo diverso. Va bene, torniamo a questioni invece che più ci appartengono per competenza, e quindi torniamo alla legge. Sarebbe utile anche un passaggio su dei dati demografici che ci facciano capire qual è il fenomeno degli stranieri e degli immigrati in Friuli Venezia Giulia. Mi permette ancora un attimo di numeri sul terrorismo, cioè le vittime di terrorismo in realtà sono il 25% in Afghanistan, il 24% in Iraq, il 23% in Nigeria, il 12% in Siria, il 3% in Somalia. L'Italia è soprattutto terra d'arrivo di cattolici ortodossi, e quindi non di islamici, perché spesso noi pensiamo al terrorismo come terrorismo islamico, e in Italia ci sono 2 milioni tra ucraini, rumeni, moldavi, che non sono di origine musulmana. I musulmani in Italia sono in numero inferiore a 1.700.000 in Europa. E quindi quando noi pensiamo al terrore dell'Islam, dobbiamo pensare che solo il 5% della popolazione europea che è islamica, e che islamico spesso è vittima, non autore di terrorismo. Bene. Questo per dare qualche numero sul terrorismo. I numeri invece sul Friuli Venezia Giulia? Ecco, allora i numeri vanno un po' sull'Italia e un po' sul Friuli Venezia Giulia, e sono che quando parliamo di immigrazione dobbiamo guardare anche i dati demografici. Le persone provenienti dai paesi terzi presenti in Italia sono circa il 7% della popolazione. Sui giornali sembra che ci sia l'invasione, ma sono il 7% della popolazione. E quindi sono un numero decisamente controllabile, presente, naturale e fisiologico. Quindi l'invasione che i media ci propongono come uno spauracchio, in verità non c'è. In Europa, peraltro, l'Italia è uno dei paesi con minore immigrazione. Noi continuiamo a dire che l'Europa non ci aiuta abbastanza. È vero che noi siamo un paese di transito, però è vero che la Spagna ha il 10% di persone, chiamiamoli immigrati per semplificare, la Germania il 9% e il Regno Unito, pur con la Brexit, l'8%. Quindi l'Italia invece è al 7% di immigrazione. Altro dato però è che entro il 2025 gli italiani diminuiranno di 1,8 milioni, perché gli italiani non fanno figli, siamo in calo demografico. Se in questo momento riusciamo a tenere un equilibrio demografico è perché ci sono gli immigrati. Quanto ci costano queste cose? Ecco, quanto ci costano? Anche qui ci sono delle informazioni non corrette, sembra che costino uno sproposito, no? In realtà i costi complessivi in Italia per il welfare da un lato e per la sicurezza dall'altro, per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, sono pari al 2% della spesa pubblica. Peraltro, le persone immigrate provenienti da paesi terzi sul nostro territorio contribuiscono per l'8% del PIL italiano. E i contributi previdenziali che sono portati dagli stranieri sono pari a 11 miliardi in Italia, cioè loro pagano contributi per 11 miliardi. Pari a 640.000 pensioni italiane. Pensando all'invecchiamento della popolazione italiana e al fatto che i giovani immigrati che lavorano, pagano i contributi,
ma che gli immigrati pensionati sono molto pochi, perché spesso poi ritornano nel paese d'origine o comunque sono una popolazione più giovane, di fatto l'Italia in questo momento sta avendo beneficio Quindi più lei che dice spesa. che gli immigrati contribuiscono a dare un equilibrio al sistema? Contribuiscono da un lato per il PIL, dall'altro per i contributi pensione, dall'altro perché senza i bambini degli immigrati noi avremmo chiuso, altro che i punti nascita che stiamo chiudendo adesso, noi avremmo chiuso una quantità di scuole e di servizi e quindi avremmo ridotto di molto anche i posti di lavoro per gli italiani. Nella legge si affronta anche il tema dei richiedenti asilo che avevamo anche visto parlando appunto dei CIE. Sì, allora il tema è, quando riguardiamo l'immigrazione pensiamo a persone che vivono su territori di altre regioni con le caratteristiche che ho detto prima, quindi hanno pari diritti e pari doveri degli altri. Ovviamente chi delinque viene punito, peraltro i delitti sono più degli italiani, sembra dal punto di vista dello studio. Il tema dei richiedenti asilo è un tema che va posto con serietà. Non è un'invasione, non è una cosa improvvisa, non è una cosa che finirà in tempo breve. I richiedenti asilo sono numerosissimi, adesso se mi date il tempo vado a cercare, ecco, sono 16 milioni nel mondo. Di questi richiedenti asilo solo 1,3 milioni sono ospitati in Europa, l'8%, e di questi 1,3 milioni in Italia, di questi 1,3 milioni l'Italia ne ospita solo 118.000, lo 0,7%. In realtà i rifugiati sono soprattutto in Turchia, 2 milioni e mezzo, in Pakistan, in Libano e in Giordania. Allora, la Regione, la sposto nuovamente sul territorio regionale, la Regione ha adottato il sistema dell'accoglienza diffusa per gestire i rifugiati. In poche parole, perché il tempo stringe? Sì. Allora, questa è stata la prima legge italiana che si è occupata di accoglienza diffusa e questo è il secondo motivo per cui l'Europa ci ha premiato questa legge come una legge innovativa. E la richiesta, la sfida che la Regione sta facendo è proprio questa. Se noi inseriamo in ogni paese un gruppo di 8-10 giovani, di 2, 3, 4 famiglie provenienti da paesi che vivono la guerra, la tortura, la fame, che vivono in situazioni impossibili, noi di fatto mettiamo in condizione queste persone che arrivano di integrarsi sul territorio e quindi di vivere in modo più sano, ma anche la nostra popolazione di sentirsi sicura, perché i paesi che hanno fatto l'accoglienza diffusa, che sono il 50% dei nostri paesi, di fatto ci dicono che non c'è nessun problema quando ci sono poche persone inserite. I problemi sono quando abbiamo caserme intere, allora questo lo dobbiamo superare. L'argomento è sicuramente molto interessante, molto anche spinoso e da chiarire per molti aspetti. Il tempo a nostra disposizione purtroppo anche questa sera è finito. Io ringrazio la consigliera Silvana Cremaschi, ringrazio tutti voi da casa per l'attenzione. L'appuntamento è la prossima settimana, alla stessa ora, stessa rete. Buonasera.